Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Natale con noi, la rubrica che vi tiene compagnia nel periodo delle feste a partire dal giorno di Natale. Lo sapete, è una tradizione della nostra emittente, vogliamo fare un po' di buona compagnia a chi magari non ha modo di festeggiare in maniera sontuosa, pomposa e numerosa le festività, e quindi ci siamo qui noi con questa nostra rubrica che andrà a ospitare qui nei nostri studi alcune delle personalità del nostro territorio. E quindi cominciamo subito questa puntata di Natale con noi. Devo dire che in maniera un po' campanilistica abbiamo giocato proprio in casa, ma molto in casa, perché do subito il benvenuto a Don Davide Reichman Sgarbossa, nuovo parroco delle parrocchie di Santi Pietro e Paolo e Meschio a Vittorio Veneto. Benvenuto. Benvenuto, grazie del benvenuto e buongiorno a tutti. Ecco. Allora, siamo qui, devo dire, fa il suo ingresso per la prima volta negli studi della Tenda TV, nella nuova veste, diciamo. Era stato protagonista qualche volta della rubrica sulle orme del maestro, quindi insomma alcuni di voi lo conoscono già, ma insomma devo dire che in questo periodo Don Davide ha fatto il suo ingresso appunto nella parrocchia di Santi Pietro e Paolo, da cui vi stiamo parlando, perché sapete che la Tenda TV è indissolubilmente legata alla parrocchia di Santi Pietro e Paolo di Vittorio Veneto. Ha fatto il suo ingresso lo scorso 8 novembre e quindi è passata qualche settimana e però nel corso di queste settimane in tanti mi hanno chiesto: ma allora cosa ci dici di questo nuovo Don? Raccontaci. E io ho pensato che insomma è meglio farselo dire direttamente dalla sua viva voce. Allora, prima di parlare di queste prime settimane che l'hanno visto protagonista qui a Santi Pietro e Paolo e a Meschio, da dove... Così chiediamo un po' qualche informazione: da dove arriva Don Davide Reichman Sgarbossa? Qual è stata la sua vita fino insomma al momento in cui ha deciso di diventare sacerdote? Don Davide. Beh, una vita un po' così, un po' in giro per il mondo, no, in giro per l'Italia sì. Io sono nato in Toscana, sono nato a Prato e quindi i primi 2 anni di vita li ho vissuti laggiù, poi i miei genitori si sono trasferiti a Mosnigo, il mio paese di origine, dove sono cresciuto, ho fatto la scuola, ho ricevuto i sacramenti e da lì pian pianino, ecco, dopo le scuole ho lavorato come pasticcere per quasi 10 anni e poi ad un certo momento il Signore ha voluto che io mettessi le mani in pasta da un'altra parte. Insomma, ecco. Beh, quindi questo aspetto del pasticcere, poi insomma io mi auguro che nel prossimo futuro avremo modo di sperimentarlo anche direttamente. Noi ci ovviamente mettiamo a disposizione per così vedere che se ci sono ancora queste abilità. Qualcosina qui a Santi Pietro e Paolo hanno già cominciato a sperimentare, Federico. Ecco, noi no, quindi dobbiamo sopperire a questa mancanza. Provvederemo presto. Provvederemo, ecco. Quindi un passato appunto da pasticcere e poi Don Davide l'ingresso in seminario. Sì, ingresso in seminario, un ingresso non improvviso, nel senso che qualcuno un po' se l'aspettava, un mio futuro, tutti lo sapevano già, fuorché io, però ecco, è stato un ingresso per una parte un po' faticoso, perché comunque c'è stato un percorso di studi un po' pesante per me, arrivando da 10 anni sul lavoro, dove lo studio non era proprio così necessario e non era il mio forte. Poi però c'è stato un passaggio importante della vita in seminario che mi ha fatto arrivare all'essenziale, ecco, di voler essere prete per il Signore e quindi di fare un surplus, ecco, un passo in più, ecco, verso quegli orizzonti che erano forse un po' più difficili. Quindi sono entrato in seminario, prima ho fatto il mio servizio nelle parrocchie di Cordignano per 3 anni, poi sono stato 2 anni, il tempo del Covid, più o meno a Mareno di Piave, ed infine sono stato ordinato, a Mareno di Piave sono stato ordinato diacono, mentre poi dal settembre
2021 sono diventato cappellano, anche se poi sono stato ordinato a novembre, il 20 novembre, cappellano di Ceggia, Fossà, Grassaga e Gaeniga fino all'8 novembre scorso. Ecco, quindi questo l'excursus, la vita di Don Davide Reichmann prima appunto di fare il suo ingresso qui. Ci ricordiamo anche, tra l'altro, perché la Tentativo ha trasmesso l'ordinazione come sempre fa di Don Davide, un'ordinazione in periodo di Covid, quindi con tutto quello che ci ricordiamo, insomma tutte le difficoltà anche di cui ci ricordiamo, ma che per fortuna abbiamo lasciato alle spalle. E poi insomma arriviamo a questo 8 novembre. Beh, insomma, immagino che ci sia stato il vescovo, Monsignor Riccardo Battocchio, che un giorno, cosa ha fatto? Ha alzato il telefono? Era un sabato mattina, per l'esattezza, 30 agosto 2025, quando vedo nella schermata nel telefono Vescovo Riccardo. Ho detto: qua sicuramente ci sono novità in vista. Ho detto: o c'è qualcosa per il quale ha bisogno di me concretamente subito, oppure ci sono novità in vista. Il pomeriggio stesso ci siamo incontrati e da lì è partita la mia nuova avventura. C'è stata la comunicazione ufficiale. È stata una comunicazione, l'esordio simpatico è stato: non ti ho chiamato per una visita di cortesia, ma perché abbiamo bisogno di te. E io, ancora prima che mi dicesse dove e quando, la mia risposta è stata sì, proprio in merito a quella promessa di obbedienza fatta il 20 novembre 2021. Ecco, quindi è stato un sì fin da subito. Ecco, questi incarichi, questo giro insomma di incarichi è stato anche un po' inaspettato per certi versi, perché insomma in tanti così si immaginavano che essendo Monsignor Riccardo Battocchio arrivato appunto pochi mesi prima in diocesi, così pensavano che quest'anno insomma non ci sarebbero stati grandi cambiamenti. Invece insomma uno di questi ha riguardato Don Davide. Arriviamo all'8 novembre, una bella celebrazione, l'ingresso nelle parrocchie di San Pietro e Paolo e di Meschio. Qual è il tuo ricordo, anche se è un ricordo molto recente, di quella celebrazione? Beh, intanto tanta gente mi ha accompagnato dalle parrocchie dove ero prima, quindi c'è stato un susseguirsi di sorprese e di abbracci calorosi, sia da parte delle comunità di San Pietro e Paolo, i cui consigli pastorali ho incontrato qualche settimana prima, dove si sono resi molto disponibili, dove c'è stata davvero un'accoglienza piena e calorosa. E quel giorno lì, ecco, è stato un po' il compiersi di un cammino e l'avviarsi dell'altro. Quindi chi mi ha accompagnato da Ceggia, Grassaga, Fossà, Gaeniga a questa nuova partenza, lasciandomi andare anche con un po' di tristezza naturalmente per l'affetto che ci legava, e dall'altra parte però anche tanta gioia per questo mio nuovo passo. Qui a San Pietro e Paolo e Meschio, dall'altra parte, c'è stata un'accoglienza, un fervore, una preparazione che ho sentito calda fin da subito, anche nei giorni precedenti all'ingresso. Ecco, c'era questo movimento sano, bello, fervente di speranza, ecco, che ho sentito caldo proprio per arrivare qui come parroco e anche carico. Ecco, ci sono stati anche giorni abbastanza frenetici per quello che riguarda i lavori che sono stati effettuati in canonica. Ovviamente provate a pensare, cari telespettatori, quando una famiglia decide di cambiare casa e quindi fa il trasloco. Ecco, anche per i sacerdoti accade lo stesso, e quindi c'è un avvicendamento. Ovviamente, tra l'altro, cogliamo l'occasione, magari poi lo citeremo anche dopo, certo, di salutare Don Silvano Zanin, ovviamente, che
è qui a pochi metri da noi, anche lui, insomma, a qualche centinaio di metri, perché appunto da qualche settimana che lui è parroco delle parrocchie di Cappellamaggiore Anzano e Sarmede, appunto c'è stato questo avvicendamento, quindi Don Davide, grandi lavori in canonica, però insomma dopo i primi giorni di assestamento mi pare che adesso le cose siano un po' più tranquille. Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Dopo chi mi conosce sa che sono un po' perfettino anche sulle cose, quindi la canonica, se non è come dico io, faccio fatica io per primo a lavorarci, ecco. Quindi a parte questi primi giorni un po' così di sistemazione, che comunque c'è sempre da sistemare qualcosa perché non si finisce mai in una casa, penso che ogni famiglia possa dire la stessa cosa. Però poi appunto cominciare a girare per le parrocchie, penso anche a Meschio soprattutto, che comunque Santi Pietro e Paolo sono qui, forse è più a portata di mano per tutti, sono più a portata di mano per tutti, in Meschio ci devo andare, insomma, certo. ecco, quindi sono stati giorni belli. Meschio mi ha subito provato perché appena arrivato parroco in una settimana ci sono stati 4 decessi e quindi ho avuto 4 funerali subito. Ho avuto modo subito di sperimentare l'ebbrezza da parroco, di celebrare i funerali, ecco. È un'occasione anche per incontrare le famiglie questa, quindi nella fatica dei primi giorni è stato anche bello perché così ho potuto subito incontrare alcune famiglie con il quale anche si sono create belle cose. Insomma, quindi. Ecco, a proposito degli incontri, so che in questi giorni, in queste settimane, appunto in avvento, prima del Natale, ci sono stati alcuni incontri anche a casa degli anziani. C'è stato un incontro particolare, un qualcosa che ti ha colpito, che ti ha lasciato il segno, tra i tanti che immagino tu abbia fatto in queste settimane? Come accennavo al giorno del mio ingresso, il mio desiderio era quello di incontrare subito le famiglie o il prima possibile. In occasione del Natale ho voluto farmi aiutare e andare a trovare almeno quegli anziani che fanno fatica a muoversi da casa, appunto. Quindi ho cercato di farne il più possibile secondo le tempistiche che mi erano date e secondo la possibilità anche delle persone che mi accompagnavano. E ho in mente una signora abbastanza anziana anche, che quel giorno si è alzata prestissimo, prima del solito, diceva la signora che la accudisce a casa, si è alzata prima del solito perché doveva arrivare il prete. E quindi si è fatta fare la doccia, si è fatta lavare i capelli, si è fatta sistemare, si è fatta mettere bene le sue cose, i suoi abiti, si è sistemata nel divano e mi ha aspettato finché non sono arrivato. Ecco, quando sono arrivato queste cose me le ha raccontate con le lacrime agli occhi, come se stesse arrivando un personaggio importante. Un'autorità. Ecco, per me è stato, a prescindere dall'episodio simpatico, ecco, ma è stata anche la percezione e il desiderio delle persone anziane di incontrare il Don, di incontrare il parroco, ecco. Quindi è stato motivo anche per me di tornare un po' tra i piccoli, no? Di tornare tra, come dice il Vangelo, di andare verso i piccoli, andare verso quelle persone che sono più in difficoltà o sono più comunque emarginate. Sappiamo, gli anziani purtroppo costretti a casa magari hanno più fatica nell'incontrare le persone rispetto alle famiglie più giovani che possono muoversi. Ecco, è stato un dono prezioso anche per me, tanto che agli anziani, perché lo pensavo, lo penso, ho detto io ho voluto venire a incontrarvi, a salutarvi per ricevere coraggio da voi, perché ho bisogno da parroco giovane di incontrarvi per avere il coraggio di affrontare anche quelle fatiche quotidiane che ci sono nel cammino di ciascuno. Quindi è stato molto bello, è stato un incontro, tutti gli incontri con le persone anziane sono stati davvero belli e ho incontrato con tanta gioia e con tanto calore, sì. Ecco, immagino, sì, come dicevo molto spesso capita anche a noi magari ormai il ritmo della nostra vita è un ritmo veramente frenetico e quindi non ci si ferma mai un attimo a pensare, a ragionare e a volte ci capita di incontrare delle persone anziane anche appunto che
apprezzano e fruiscono del nostro servizio televisivo e ci dicono: ah, per fortuna che portate la città all'interno del salotto di casa mia. Ok, ecco. Questo è importante, ogni tanto magari ce ne dimentichiamo, ma è importante pensare appunto agli ultimi, alle periferie, appunto tanto per citare Papa Francesco, e quindi cercare di rivolgerci veramente a tutti loro. Don Davide, l'incontro con i giovani com'è stato? L'incontro con i giovani hanno orari diversi, evidentemente dagli anziani, quindi i primi giovani che ho incontrato, li ho incontrati qui a Santi Pietro e Paolo, è stato un bel momento sia gli animatori del GREST, sia comunque quel gruppetto di giovani che dopo alla fine sono gli stessi, ma quel gruppetto di giovani che si trovano una volta al mese più o meno. È stato un bel incontro. L'altra sera gli animatori del GREST di Santi Pietro e Paolo sono venuti a cena da me, abbiamo mangiato la pizza insieme, quindi è stato un bel momento anche di condivisione, di conoscersi un po' più da vicino, al di là di incontri o riunioni, ma semplicemente stare insieme. E la stessa cosa è avvenuta anche per Meschio, incontrando più che altro fino adesso l'equipe, gli adulti dei giovani di Meschio, perché gli altri ancora i gruppi non sono riuscito ancora a passare, appunto avendo tante cose, tanti incontri, però promesso che appena inizia l'anno nuovo mi farò presente. E anche con loro la convivialità della cena, del pranzo è sempre qualcosa che aiuta a entrare in relazione, ecco, e quindi anche lì attorno a un buon piatto di pasticcio, ecco, abbiamo cercato di conoscerci, di scambiare le nostre idee e di vedere anche quei punti dove è necessario porre le forze e lì dove invece ci sono già delle basi consolidate, dove il cammino può continuare con la mia presenza, perché mi fa piacere inserirmi dentro questi gruppi. Ho avuto a che fare con i giovani sempre a Ceggia, e quindi Ceggia e le parrocchie dell'unità pastorale. E qui naturalmente voglio inserirmi anch'io, ecco, con i giovani, secondo il tempo che mi è dato anche qui, insomma. Abbiamo parlato dei non più giovanissimi, abbiamo parlato dei giovani e poi ci sono gli adulti, ci sono le famiglie, ci sono anche ovviamente i membri del Consiglio Pastorale, del Consiglio Affari Economici, tutte quelle realtà che a piccoli passi consentono di mandare avanti la vita delle due parrocchie. Anche in questo caso immagino che ci siano tante persone, così a fine anno di solito si fanno i ringraziamenti. Tu sei qui da poche settimane, però i grazie vanno fatti lo stesso. Certo, intanto vorrei ringraziare i ragazzi del catechismo, che prima non ho nominato, ecco, che sono penso quelli che ho visto più di tutti, perché ogni settimana vado a salutarli, ecco, o loro passano in canonica a salutare me, penso soprattutto a Santi Pietro e Paolo. Quindi questi li vorrei ringraziare perché comunque ci sono, mettono dell'impegno, anche le famiglie. Ho avuto modo di incontrare tutti i gruppi, più o meno i genitori di tutti i gruppi del catechismo, sia di Santi Pietro e Paolo che di Meschio. Ecco, sono stati anche belli incontri dove ci sono stati momenti di condivisione, anche di commozione, di sfogo e di comprensione da parte di tutti. Quindi vorrei ringraziare innanzitutto queste famiglie, perché poi si sono messe anche a disposizione tanto, ecco, hanno sacrificato anche loro del tempo per venire a questi incontri. E penso qui in modo particolare a Santi Pietro e Paolo. Molti di questi ragazzini del catechismo hanno anche intrapreso un cammino venendo a fare i chirichetti qui in chiesa, quindi è stato poi un susseguirsi di cose, ecco. Il grazie è da fare a tutti, alle catechiste, ai consigli pastorali che mi stanno aiutando, mi stanno sostenendo, soprattutto i consigli affari economici, soprattutto, che queste due comunità hanno storie simili e allo stesso tempo anche diverse, e mi hanno sostenuto. I consigli affari economici molto, lo stanno facendo, mi stanno aiutando, e allo stesso tempo anche i consigli pastorali. Abbiamo
avuto i nostri momenti di condivisione, abbiamo avuto i nostri momenti di confronto, che adesso pian piano comincerà un po' a prendere forma concretamente anche queste condivisioni e queste parole dette in assemblea. Quindi il grazie a loro, il grazie alle famiglie che continuano a farsi presente, o un saluto dopo la messa, o un incontro per strada, o suonare il campanello in canonica. In qualche modo ci sono abbastanza famiglie, adulti anche, che si fanno presenti, e per cui è bello sentire, incontrare ed entrare a far parte di queste case, di queste famiglie. Ecco, stiamo per parlare ovviamente del Natale, sei arrivato appunto qualche... intanto faccio ammenda, ci diamo del tu perché abbiamo delle affinità anche anagrafiche che ci contraddistinguono, quindi ecco, siamo passati direttamente al tu. No, appunto, veniamo al Natale, però prima insomma di parlare insomma di questo tempo, un messaggio così, un saluto da parte tua al tuo predecessore, a Don Silvano Zanin, che abbiamo citato poc'anzi, che certo, appunto fino al 7 di novembre ha guidato le due comunità di San Pietro e Paolo e di Meschio. Don Silvano è stato... io lo ringrazio sempre, ogni volta che penso a qualcosa lo ringrazio, perché ha saputo sostenere queste due comunità, soprattutto nei momenti faticosi anche, senza entrare nei particolari, ma ha saputo sostenere queste due comunità, portandone anche a volte il peso, ecco, e allo stesso tempo lo ringrazio anche perché mi ha affidato queste comunità con cuore, nel momento in cui ha salutato così le comunità, ha fatto un appello alle due comunità dicendo accoglietelo e sostenetelo, ecco. Lo sto sentendo questo, e penso sia anche merito suo, se questo calore, questo sostegno io oggi lo sto sentendo dalle comunità, ecco. Quindi l'augurio che faccio a Don Silvano, che ho fatto anche il giorno del mio ingresso, ma che faccio anche oggi, è che lì nelle comunità dove lui è adesso, non più comunità cittadine, come lo è questa di Vittorio Veneto, ma più di paese, e quindi con un clima diverso rispetto alla città, possa trovare comprensione, serenità e anche collaborazione da parte delle persone, delle famiglie, dei consigli pastorali. Quindi auguro anche a lui lo stesso calore che ha augurato a me, ecco, questo senz'altro. E ovviamente ci uniamo a questo augurio a Don Silvano. Sempre prima degli auguri di Natale, lei, anzi tu, abbiamo detto, no, ti sei trovato la tenda TV a casa. Allora, cosa vuol dire? Comunque hai sperimentato in queste settimane la tua omelia domenicale arriva nelle case di tanti vittoriesi, e non solo, perché poi sappiamo che ci guardano anche ovviamente con tutti i vari mezzi di comunicazione moderni, come si diceva una volta. Don Davide. Il primo pensiero è stato: oh signore, adesso bisogna che stai attento a quel che dice in predica. Questo è stato il primo commento che ho fatto quando, tornando a casa quel 30 agosto, ecco, tra i vari pensieri ho detto c'è anche la tenda TV. Poi, e condiviso poi anche con te in altri contesti, ecco. Dall'altra parte però mi sento anche molto libero, ecco, di continuare con il mio stile, sia di predicazione, sia, sperando di non dire troppi strafalcioni, ma di continuare, ecco, con il mio stile anche a volte un po' goliardico in predica, e allo stesso tempo cercare di passare l'essenziale, il messaggio del Vangelo, ecco. Quindi la tenda TV è una risorsa per questa comunità, e mi sento anche un po' privilegiato, dico la verità, mi sento anche un po' privilegiato perché oltre all'amicizia che c'è tra me e te, Federico, ma anche
non è da tutti i parroci avere la TV, insomma, in casa, quindi grazie anzi per il servizio che fate, sia per la messa domenicale del sabato sera, ma anche il servizio diocesano che è davvero molto importante, diocesano e non solo diocesano, anche civile, insomma, in queste città. E a noi piace comunque mantenere questo legame con la parrocchia, perché insomma siamo nati qui 18 anni fa e siamo ancora qui. E siete maggiorenni, adesso siete maggiorenni. Siamo maggiorenni. No, allora, prima degli auguri, come vivere questo tempo del Natale in maniera piena? Purtroppo siamo così bombardati da messaggi pubblicitari di tutti i tipi, la società è quella che è. Come tornare a vivere il Natale serenamente? Ecco, Don Davide. O è un rebus questo, come tornare a vivere il Natale serenamente, non avrò la risposta azzeccata e non avrò la risposta più giusta. Io penso che vivere il Natale sia vivere l'amore, anzitutto, vivere quell'amore che il Signore ci dona, che il Signore ci dona nel bambino Gesù, ecco, Dio ci dona nel bambino Gesù. È un bambino che arriva in fasce, noi a volte pensiamo al bambino Gesù soltanto un po' coccoloso e paccioccoso, a volte dico queste parole ai bambini quando li incontro, invece proviamo a pensare a quel Dio bambino che è con noi. Una delle antifone maggiori della novena dice Emanuele, Dio con noi, quindi pensiamo a quel Dio che è con noi e quindi vivere il Natale perché Dio è con noi, non è distante, non siamo noi distanti da Lui, perché comunque è un Dio che ci corre dietro, è un Dio che ci sta vicino, solo noi a volte chiudiamo il nostro cuore, non ci allontaniamo, ma abbiamo troppe cose per la mente, anche il Natale, in questo tempo di Natale, senza pensare troppo a pranzi, cene, dopo anche a me, sicuramente penserò a queste cose qua, però non pensiamo troppo al fare, ma all'esserci, all'essere dentro la comunità, dentro la famiglia, prima di tutto dentro la comunità, dentro quelle relazioni che ci fanno stare in piedi, perché senza relazioni non cadiamo, non stiamo in piedi, siamo sacchi vuoti. L'importanza dunque appunto delle relazioni. Una domanda, ho visto il presepio in chiesa San Pietro e Paolo, chi l'ha realizzato? Domanda trabocchetto Domanda questa, trabocchetto. Federico. Quest'anno, siccome sono arrivato un po' all'ultimo minuto, così ho chiesto chi fa il presepio in chiesa, insomma c'era un po', a volte io, beh insomma quest'anno ho detto lo faccio io, lo fa il parroco quest'anno, quindi mi sono ricavato un paio di sere per fare anche il presepio in chiesa. Per me fare il presepio è una preghiera, io lo penso prima il presepe, lo penso, lo medito, è un po' come, cito un nome adesso un po' indegnamente, perché sicuramente lo citerò indegnamente, è un po' come Nicla fa con le sue icone, no? Prima di scrivere l'icona prega sul brano del Vangelo o sul brano biblico che lei esegue. Ecco, ho preso un po' spunto da lei, a dir la verità, per ogni volta che devo fare un presepe, che sia piccolo, che sia grande, che lo faccia a casa, in canonica, che lo faccia in chiesa, deve avere un significato, deve parlare di preghiera, deve dire qualcosa il presepe, non deve essere soltanto bello da vedere, ma deve anche parlare di Cristo. Quindi, ecco, così. Quindi quest'anno mi sono dilettato io nel presepe in Quindi chiesa. andate a visitare il presepe nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Siamo giunti al termine di questo nostro scambio, di questa intervista, di questa chiacchierata con Don Davide Reichmann Sgarbossa. E intanto scalda quel fuocherello che hai alle tue... Sì, è caldo. È caldo, abbiamo voluto ricreare un po' di... È caldo. Un po' di clima. Allora ti lascio gli ultimi istanti di trasmissione per fare proprio i tuoi auguri ai parrocchiani, ma anche ovviamente ai nostri telespettatori. Beh, l'augurio di questo Natale è quello che, così, meditando anche le scritture,
di questo Natale, tra la notte e il giorno di Natale, abbiamo bisogno, ed è quello che mi ha accompagnato anche nel realizzare il presepe e che sto vivendo io in questo tempo, è che il bambino Gesù ci porti novità. Quindi vi auguro che la nascita del Salvatore sia qualcosa che vi porta novità, non sia soltanto l'ennesimo Natale, non sia soltanto l'ennesimo presepe, ma sia una novità, che è la novità del Vangelo. Ogni anno, ogni giorno, Dio ci vuole donare qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo. Non rimaniamo al abbiamo sempre fatto così, oppure non rimaniamo fermi al tanto è sempre quello. Ecco, il Signore ci porti qualcosa di nuovo per la nostra storia, per la nostra vita, per le nostre relazioni. Quindi andare davanti alla grotta, davanti alla mangiatoia dove è deposto il bambino Gesù e comprendere qual è la novità per noi quest'anno, in questo Natale, in questo 2026 che verrà. Cerchiamo di comprendere quanto Dio ci ama e quanto ci lascia anche la libertà di amare Lui e gli altri. Quindi davvero tanti e cari auguri di buon Natale, prima di tutto ai miei parrocchiani, San Di Pietro e Paolo e Meschio, alla città di Vittorio Veneto e a tutti i telespettatori di La Tenda TV. Grazie Don Davide Reichmann Sgarbossa per essere stato qui in studio. Mi veniva in mente, ricollegandoci con uno dei discorsi iniziali, la pasticceria, diversi aspetti culinari, hai parlato di pasticcio, eccetera, eccetera, che siccome spopolano in televisione le rubriche dedicate non solo al cibo, ma cambiando canale ho visto frati che cucinano, suore che cucinano, chissà che col nuovo anno... Chissà che il bambino non porti novità anche magari, in queste rubriche. Magari, insomma, faremo anche noi un debutto così ai fornelli di Don Davide. Stiamo scherzando ovviamente, grazie per le belle parole che ci hai regalato nel corso di questa puntata natalizia. Noi andiamo a chiudere questo segmento di trasmissione, Natale con noi, lo ricordo, la trasmissione che vi tiene compagnia durante le feste da parte di tutti noi della Tenda TV con i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.